Buona giornata a tutti da Renato Scano in diretta su Media Web TV Europe. Siamo all'economia con le ultime notizie. Da un'analisi della CGIA di Mestre si evidenzia che per rientrare nei parametri dell'anno precedente all'avvio della crisi, esattamente al 2007, dobbiamo ancora recuperare 4,2 punti percentuali di PIL e 19,2 punti di investimenti. Per cui per tornare ai livelli pre-crisi si stima che bisognerà attendere il 2024. Rielaborando i dati, infatti, la CGIA di Mestre conferma per il prossimo anno una crescita del PIL allo 0,8% ed evidenzia anche il rischio di una manovra bis. Non è da escludere che se la crescita del PIL dovesse essere di molto inferiore del più 1% stimato dal governo Conte, quest'ultimo dovrà approvare una manovra correttiva già prima dell'estate. A distanza di 10 anni, calcola la CGIA, i consumi delle famiglie italiane sono meno dell'1,9% e il reddito disponibile in calo del 6,8%. In materia di lavoro, intanto, l'occupazione è calata dell'1,7%, mentre il tasso di disoccupazione è salito dell'84,4%. Se nel 2007 il tasso di coloro che erano alla ricerca di occupazione si attestava al 6,1%, nel 2018 è salito al 10,5%.